Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. La frana di Niscemi, tra i 13 indagati per disastro colposo e danneggiamento ci sono gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana in carica dal 2010 al 2026. Ancora inutilizzati i fondi per 12 milioni di euro stanziati per il precedente evento del 97. La protesta degli autotrasportatori siciliani, tir fermi nei porti dell'isola, stop ai rifornimenti per la grande distribuzione, ma nessun allarme per i rifornimenti di benzina nelle stazioni di servizio. Gli automobilisti hanno comunque creato code ai distributori. Il pomodoro di Pachino rischia di rimanere nei magazzini a marcire. Il presidente del consorzio di tutela del prodotto siciliano lancia l'allarme, non condividendo il blocco degli autotrasportatori nell'isola, a rischio anche l'arancia rossa. Il tema denuncia di una bambina a scuola a Licata nell'Agrigentino. Sto male quando papà picchia la mamma, attivato il codice rosso, l'uomo è stato allontanato e poi arrestato con l'accusa di maltrattamento aggravato. Catania, Librino, il degrado avvolge la zona della scuola Rita Atria tra rifiuti abbandonati e cumuli di spazzatura ovunque. Una situazione di incuria che residenti e insegnanti denunciano da tempo. Calcio, tensione in casa Catania. Dopo un confronto tra squadra e dirigenza si apre la possibilità di riportare Domenico Toscano in panchina. Sfratto allo stadio provinciale per il Trapani 1905, il libero consorzio comunale avvia l'iter, ma il patron Valerio Antonini smentisce. Bentrovati. A quasi 3 mesi dalla frana del 25 gennaio la Procura di Gela accelera, parliamo naturalmente della frana di Niscemi. Sono stati 13 gli iscritti nel registro degli indagati e tra questi figurano anche i nomi di ex presidenti della regione. Al centro dell'inchiesta opere di mitigazione mai realizzate, nonostante fondi e progetti disponibili. Gerry Italia. Lo aveva detto all'inizio dell'indagine, non ci fermeremo davanti a nessuno, e oggi arriva la prima svolta nell'inchiesta sulla frana di Niscemi che il 25 gennaio scorso ha devastato il territorio senza far scattare alcun allarme idrogeologico. A poco meno di 90 giorni da quell'evento la Procura di Gela guidata da Salvatore Vella iscrive 13 persone nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Tra gli indagati figurano i presidenti della regione siciliana che si sono succeduti dal 2010 al 2026, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Con loro i dirigenti della Protezione Civile regionale, responsabili delle strutture contro il dissesto idrogeologico e referente dell'Associazione Temporanea di Imprese che avrebbe dovuto realizzare gli interventi. Al centro dell'inchiesta i lavori di messa in sicurezza mai eseguiti, nonostante finanziamenti per circa 12 milioni di euro rimasti inutilizzati, un'assenza di interventi che secondo gli inquirenti si trascina da decenni. Le indagini infatti tornano indietro fino al 97, quando una prima frana fece crollare parte del quartiere Sante Croci. Da allora, tra progetti, commissariamenti e fondi stanziati, poco o nulla sarebbe stato realizzato, neppure dopo un nuovo smottamento nel 2019. Il pool investigativo, insieme ai consulenti tecnici e la polizia giudiziaria, ha analizzato una vasta mole di documenti per ricostruire responsabilità e omissioni. Siamo nella prima fase, questi 13 indagati allo Stato da considerare non colpevoli fino alla sentenza definitiva riguardano le opere, la mancata realizzazione delle opere di mitigazione. Un'indagine che, sottolinea la Procura, è solo all'inizio ed è destinata ad allargarsi. Questo è il primo slot, poi negli altri 2 verosimilmente ci saranno altri indagati in futuro su cui oggi non possiamo dire assolutamente nulla. Per gli inquirenti il punto resta uno: capire perché a fronte di risorse e progetti disponibili per quasi 30 anni non siano state realizzate le opere necessarie a mettere in sicurezza un'area classificata a massimo rischio. E veniamo adesso al tema della protesta del Consorzio degli autotrasportatori siciliani contro caro carburante e costi legati alle emissioni. I tir sono fermi dentro i porti siciliani, stop ai rifornimenti per la grande distribuzione, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Noi siamo fermi nei nostri passaggi, non scarichiamo le navi. Quando non c'entra niente. Lo sciopero degli autotrasportatori siciliani c'è, durerà fino al 18 aprile e forse proseguirà anche dopo, ma i beni di prima necessità come i farmaci e la benzina verranno garantiti. Non ci sono problemi ai traghetti, non c'è problema nelle strade. Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione ai supermercati, perché se rimaniamo fermi naturalmente siamo la maggior parte noi che forniamo ai supermercati e sicuramente si
ritroveranno gli scaffali vuoti. A me nessuno mi può obbligare ad andare a lavorare in perdita. L'adesione secondo gli organizzatori è molto alta. Ogni grande flotta di questa ha 3.000 veicoli, quindi sono più di 150, superiamo in abbondanza le 30.000 unità. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto i costi. Trasportare merci in Sicilia è più caro rispetto al resto d'Italia. A pesare sono l'aumento del carburante e le nuove regole europee sulle emissioni che hanno fatto salire i prezzi dei traghetti con un aggravio stimato di circa 400 euro a viaggio. 2 anni che paghiamo noi questa quota dell'ETS all'armatore, un tesoretto di 500 milioni di euro, sono soldi dei siciliani e dei sardi che sono gli unici che utilizzano le navi. Quei soldi noi li vogliamo per abbattere il costo della polizza d'imbarco. Senza risposte dal governo nazionale, il fermo andrà avanti ad oltranza. Noi abbiamo bisogno di almeno 100 milioni di euro per poter far fronte al problema del caro biglietto navi, quindi apprezziamo la disponibilità del Presidente Calvagno, però non risolviamo il problema lo deve risolvere il Ministro Salvini. Anche gli armatori e pescatori siciliani aderiscono alla protesta nazionale, lasciando le imbarcazioni ferme nei porti. Questa è la situazione che avete visto nelle immagini del servizio di Eva Spampinato che si riferisce al porto di Catania. Andiamo a Palermo, Marco Gullà. Al porto di Palermo ci sono i tir fermi, senza rimorchio. Oggi scioperiamo anche per chi invece sta lavorando, ci dice con polemica un autotrasportatore che richiede l'adesione di tutti i colleghi. La protesta, che andrà avanti fino a sabato, prevede il blocco delle operazioni di carico e scarico dei semirimorchi dalle navi, con un impatto diretto sul trasporto intermodale. Almeno fino a sabato a mezzanotte, dopodiché vedremo gli sviluppi della situazione. Le chiedo un esempio pratico: se prima il carburante per un mezzo, il pieno, costava 800 euro, adesso a quanto siamo arrivati? Ma con un pieno di 800 euro oggi siamo intorno a 1400 euro. Ma alla base della protesta c'è anche la gestione delle attività di trasporto, aggravati, secondo il comitato, da dinamiche internazionali e da una struttura dei costi sempre più insostenibile per le aziende del settore. I 25 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana non soddisfano i rappresentanti degli autotrasportatori. L'obiettivo è essere ricevuti al MIT. Ecco, e questo sciopero appunto del quale vi abbiamo ampiamente parlato ha però scatenato una paura collettiva che vi raccontiamo nel servizio di Desiree Ferlito, non motivata, ovvero la necessità di avere il pieno di carburante nelle auto. Guardate. Non c'è questo allarmismo di cui si parla, in questo momento stanno arrivando. Sì, momentaneamente funziona tutto. Clacson e serbatoi pieni. In Sicilia la paura dello sciopero degli autotrasportatori corre veloce, ma è davvero emergenza? Per quanto riguarda noi il carburante c'è. Il blocco non riguarda le autocisterne che trasportano il carburante, ma alle pompe di benzina è già scattata la corsa al pieno. Da Catania a Palermo distributori presi d'assalto, auto in coda attese anche di mezz'ora e automobilisti che non vogliono rischiare di restare a secco. Intanto ci mettiamo un po' di benzina in più e poi va bene, vediamo. Speriamo che non ci sia. Un effetto domino alimentato dal timore che nei prossimi giorni la rete possa rallentare. E dicono che ci sarà questo sciopero dei trasporti, quindi cerchiamo di provvedere in tempo per evitare problemi. Ma al momento non risultano blocchi nella distribuzione del carburante. Intanto però dagli operatori del settore arriva un invito alla calma, al momento nessuna interruzione delle forniture. Da ieri che è proprio senza sosta. Non credo all'allarmismo che c'è in questo periodo, devo fare benzina perché devo fare per andare a lavorare. E mentre gli autotrasportatori rilanciano la protesta contro il caro benzina chiedendo misure urgenti, sulle strade siciliane si consuma già un piccolo paradosso. Il pieno si fa per paura e per, è il caso di dirlo, accodarsi. Meglio prevenire? Meglio prevenire che curare, no? Il pomodoro di Pachino rischia con questa situazione, con il perdurare di questa situazione, di rimanere nei magazzini a marcire. Questo è l'allarme del presidente del consorzio di tutela appunto del pomodorino lanciato tramite il nostro telegiornale. Per il presidente non è condivisibile questo blocco degli autotrasportatori. A rischiare è anche un'altra eccellenza della regione, l'arancia rossa. Francesco Aloi. Il pomodoro di Pachino
rischia di rimanere nei magazzini a marcire. L'allarme arriva direttamente da Pachino, terra del pomodoro rinomato in tutto il mondo. In questi giorni in Sicilia i tir sono fermi nei porti per protesta, ma il presidente del consorzio di tutela non ci sta, almeno a queste condizioni. Incertezza per la filiera, incertezza per il produttore, per i confezionatori, ma soprattutto per il cliente finale, che non riusciremo con la certezza di consegnare le nostre merci. Si tratta di un prodotto molto delicato che, restando nei magazzini o peggio ancora nei rimorchi dei tir, rischia di finire al macero. Le soluzioni sono esclusivamente istituzionali e da parte del governo, che dovrebbe intervenire con la massima urgenza per risolvere la problematica. Noi siamo fiduciosi. Ma dal pomodoro di Pachino all'arancia rossa di Sicilia la preoccupazione è sempre alta. Il blocco dei trasporti, infatti, nel resto del paese potrebbe favorire i prodotti esteri a discapito di quelli della nostra regione. Tutto questo, unito all'aumento dei prezzi di gasolio agricolo, concimi ed energia elettrica, potrebbe portare il comparto al collasso. Voltiamo decisamente pagina, andiamo alla cronaca. Coltella l'ammiratore della sorella. Succede a Calatabbiano, in provincia di Catania. La vittima, che ha evitato il peggio, ha 79 anni. Il servizio. Sembrava il solito pomeriggio da 4 amici al bar, non più dei giovanotti. La vittima di questa storia di anni ne ha 79, ma ancora un certo brio, visto che, secondo quanto hanno appurato i carabinieri, avrebbe corteggiato la donna sbagliata, la sorella di un uomo che non ha gradito quella simpatia. Così, armato di 3 coltelli e di una notevole dose di alcol, ha fronteggiato l'attempato pretendente della donna e gli ha sferrato una coltellata alla gamba. La vittima è riuscita a schivare gli altri colpi cadendo a terra, come si vede in queste immagini. Gli altri amici sono riusciti a fermare l'aggressore, neanche troppo lucido, ma determinato a difendere l'onore della sorella. Si era portato dietro 3 coltelli e un altro l'hanno trovato nella sua abitazione. A Caltanissetta la polizia ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo per tentato omicidio e possesso illegale di un fucile. Al culmine di una lite ha esploso 2 colpi di arma da fuoco contro un vicino di casa, ferendolo al fianco destro. Ha detto agli investigatori che si era difeso dal vicino che, ubriaco e armato di bastone, aveva rotto i vetri di una porta finestra ed era entrato in casa, denunciato il ferito. Da fuoco al pulmino perché da 10 giorni era parcheggiato vicino casa sua, a Randazzo, nel Catanese. In queste immagini vediamo l'uomo mentre appicca le fiamme alla ruota posteriore destra del veicolo, fiamme che poi si sono propagate al mezzo che era regolarmente posteggiato. E adesso andiamo a Palagonia, nel Catanese, lo spaccio di droga che dilaga e la violenza con i fermi di 2 giovani incendiari. Oggi il blitz della Guardia di Finanza. Sentiamo Giusy Lazzara. A Palagonia scattano 2 blitz con 3 arresti e il sequestro di 10 kg di hashish. Nella prima operazione la Guardia di Finanza di Catania ha seguito la consegna con un corriere di un pacco sospetto spedito a un residente di Palagonia. A presentarsi al ritiro un 18enne che ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Con lui fermato anche il complice che era in auto ad attenderlo. All'interno del pacco c'erano 10 kg di droga divisi in 50 panetti. In un secondo blitz i militari hanno sequestrato a casa di un pregiudicato di Palagonia una pistola semiautomatica detenuta illegalmente. Non solo droga, c'è anche la violenza giovanile. Doveva essere un avvertimento chiaro a quel ragazzo che aveva osato frequentare la sua fidanzata mentre i due si erano lasciati e prima di riallacciare i rapporti. Tutto è accaduto a Palagonia il 19 marzo. Una bomba Molotov piazzata sul parabrezza di una Peugeot 206 che ha innescato un incendio e avvolto completamente l'auto. A distanza di poco meno di un mese, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Caltagirone, hanno fatto luce sul movente e arrestato 2 giovani di 21 e 19 anni. Poteva derivare da questo incendio, poteva derivare anche la morte o comunque delle conseguenze a carico delle persone. Abbiamo accertato la totale spregiudicatezza dei soggetti interessati rispetto anche a questo rischio. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo perché vi racconteremo una storia che ha duplici risvolti, certamente una storia triste di un tema, denuncia di una bambina di 12 anni. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, una storia che arriva da Licata. Siamo in provincia di Agrigento. Una bambina affida a un tema scolastico il dolore di casa. Scrive: sto male quando mio padre picchia la mamma. Parole che fanno scattare l'allarme e portano alla luce un presunto caso di violenza domestica. Davide Sardo. Sto male quando mio padre picchia la mamma. È bastata questa frase, scritta da una bambina in un compito in classe, per far emergere un presunto caso di violenza domestica e far scattare la macchina della giustizia. L'allarme è partito dalla scuola ed è arrivato ai carabinieri e alla procura. Convocata dai militari, la madre, una trentenne di Licata, ha confermato le violenze. È stato immediatamente attivato il codice rosso. Per il marito, anche lui trentenne, è scattato prima l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, poi nei giorni scorsi l'arresto su ordinanza del giudice. Dopo un breve periodo in carcere si trova adesso ai domiciliari. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati alla presenza della figlia minore. Davanti alla GIP del Tribunale di Agrigento si è svolto l'incidente probatorio. Madre e figlia, ascoltate in modalità protetta, hanno confermato le accuse. L'indagato invece ha respinto ogni addebito. Dalle indagini emerge il racconto di un incubo domestico, minacce, insulti e aggressioni spesso consumate proprio davanti alla bambina, una realtà che la scuola ha contribuito a portare alla luce. Cambiamo pagina. Catania e i suoi paradossi. A Librino infatti non decolla la raccolta differenziata. In tema di responsabilità è ormai un tutti contro tutti. Vi mostriamo la scalinata della vergogna sul viale Moncada. È andato Tonino De Mana. Una scalinata quasi intransitabile per la presenza di rifiuti di ogni tipo. Il piazzale della scuola Rita Atria trasformato in una maxi discarica. Poco più avanti divani in disuso ed un surgelatore abbandonato. Siamo sul viale Moncada a Librino, dove la raccolta differenziata non sa da fare e per molteplici motivi. Da queste parti tutti accusano tutti e intanto la spazzatura si accumula. Non abbiamo dove mettere la spazzatura. Non possiamo fare ma neanche la differenziata. Non ci sono i bidoni adatti. Assolutamente no. Lei si riferisce ai carrellati? I carrellati, bravissimo, non ce ne sono. Ma avete fatto richiesta, perché non ci sono? Non lo so, il comune non li ha messi mai. Da questa signora residente sul viale Moncada ad un insegnante che intercettiamo davanti alla scuola. Basterebbe mettere dei fustoni idonei quando la gente comunque anziché buttare a volo qui la spazzatura la butterebbe nei cassonetti idonei. Di chi è la responsabilità? No, penso il comune. Risaliamo la scalinata e dall'alto lo scenario è ancora più deprimente visto che scopriamo persino una rampa per tirare l'immondizia, destinazione il retro della scuola. Dal lancio al deposito selvaggio del sacchetto, questo signore ci svela un'inedita situazione. Le mamme che scendono e buttano la spazzatura qua sotto, e lo dico forte, perché si lamentano che c'è la spazzatura e non possono camminare, ma prima a ghittarli sono iddi quella là sotto. E che esempio danno le mamme davanti ai bambini a buttare la spazzatura così? Un brutto esempio, perché a parte questo ci sono le mamme che mandano i bambini a buttare la spazzatura. Per non fare 10 metri in più la vanno a buttare qua sotto. Dai rifiuti all'acqua, la perdita che vedete risale al 2024. Nessuno vede, nessuno provvede. Qui tutto scorre. E fra poco l'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor. Dopo appunto il nostro telegiornale potete inviare i vostri messaggi di testo per delle domande, segnalazioni al nostro numero 342 7455 005 o potrete inviare anche una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo e poi rientreremo con il calcio. Siamo al calcio, possibile ribaltone in casa Catania. La società, nonostante la conferma di Viali, dopo un faccia a faccia con la squadra, starebbe anche valutando l'ipotesi di fare ritornare in panchina Domenico Toscano. Sentiamo Francesco Triolo. In casa Catania si apre a sorpresa la pista che potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone e al ritorno di Domenico Toscano in panchina.
Quello di ieri è stato un lungo pomeriggio di tensione con alcuni dei giocatori più rappresentativi del gruppo rosso-azzurro che hanno incontrato la dirigenza al termine dell'allenamento. Un confronto diretto anche dai toni accesi per analizzare il calo evidente della squadra nelle ultime settimane. Sino a ieri mattina la linea del club sembrava chiara, confermare William Viali. Dopo l'incontro ogni decisione è stata rinviata e nella serata di ieri sono stati avviati i primi contatti con Toscano, che è ancora sotto contratto, per verificare se è possibile l'ipotesi clamorosa di un ritorno immediato. A pesare soprattutto la sconfitta di Crotone, ma è solo un risultato che ha amplificato il malcontento di una piazza delusa già provata da settimane difficili. I tifosi chiedono una svolta e puntano il dito contro la dirigenza. Un ruolo decisivo potrebbe averlo anche svolto la squadra nel corso del faccia a faccia con la dirigenza, schierandosi apertamente per un ritorno del tecnico con cui hanno svolto quasi tutta la stagione. Oggi è previsto un vertice, una call con la proprietà in Australia. Entro 48 ore ci sarà la decisione definitiva: o si andrà avanti con Viali o ci sarà un'altra rivoluzione in panchina. Nel frattempo la classifica resta corta, il secondo posto è ancora in bilico, con il Cosenza pronto ad approfittarne. Domenica sera contro il Potenza servirà una risposta immediata e la domanda ora è una sola: il Catania ha ancora le forze per rialzarsi? E adesso a Trapani, sfratto per il Trapani dallo stadio provinciale. Il patron della società Granata, Valerio Antonini, smentisce, ma le carte prodotte dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, proprietaria della struttura sportiva, raccontano un'altra verità. Laura Spanò. Il presidente Valerio Antonini smentisce, ma le notizie che arrivano dal Libero Consorzio Comunale di Trapani inerente all'avvio della procedura di sfratto dallo stadio provinciale nei confronti dell'FC Trapani 1905 per gravi morosità è vera ed è comprovata da documenti ufficiali. Si parla di quasi 700.000 euro di debiti tra energia elettrica, gas e canone di locazione non pagati. Eppure, ancora una volta, Antonini smentisce anche se le carte lo inchiodano. Il 31 marzo scorso, a firma del dirigente del primo settore Salvatore Pignatello, è stata inviata al presidente Salvatore Quinci la proposta di decreto volta a far partire l'iter per la procedura di sfratto. Nei giorni successivi lo stesso presidente Quinci ha provveduto a firmare il decreto con il quale il 13 aprile è stato conferito l'incarico agli avvocati dell'ex provincia regionale di seguire le procedure per lo sfratto che Quinci approva facendo propria la proposta di decreto. Dunque, dopo lo sfratto al Paladaidone, che ha visto anche chiudersi l'era d'oro del basket a Trapani, finisce anche quella del calcio con i tifosi ancora una volta amareggiati. Era il nostro ultimo servizio, non ci sono altri aggiornamenti, dunque vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che Sicilia 24 tornerà nella prossima edizione alle ore 19, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco, in studio con il nostro direttore Michele Cucuzza, il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino. Potrete continuare a inviare i vostri messaggi, le vostre domande alla nostra linea WhatsApp. A tutti un buon pomeriggio.